Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli di questo pomeriggio. Il decreto sul ponte sullo stretto di Messina è stato ufficialmente convertito in legge dopo aver ricevuto l'approvazione anche in Senato. 103 i voti favorevoli, 49 i contrari, 3 gli astenuti. Via libera al trasferimento del ramo aziendale Business Unit della Blue Tech di Termini Imerese. È arrivata la firma al Ministero per le Imprese e il Made in Italy, lo ha annunciato lo stesso Dicastero tramite una nota. È stato assolto il colonnello Vittorio Stingo perché il fatto non sussiste. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento era stato accusato alla procura di fuga di notizie e di calunnia. È in corso la pubblicazione del bando di gara di rilevanza europea per l'affidamento della gestione dello stadio Angelo Massimino di Catania per un periodo di 10 anni, lo ha annunciato il comune etneo. Chiudiamo con il meteo, temperature in lieve aumento e cieli prevalentemente sereni. Sono queste le previsioni per domani in Sicilia. Non si escludono precipitazioni lievi isolate nelle zone interne. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.